Sì, grazie Presidente. Niente, io intanto ringrazio il consigliere Travanuto perché in qualche modo ha anticipato un po' di cose che volevo già dire per quanto riguarda le partecipate, soprattutto e questi 40 milioni che sono stati in qualche modo stanziati senza, e questo spiega anche perché noi non avevamo firmato quell'ordine del giorno del 1° agosto. Infatti non riteniamo in qualche modo coerente ammettere che queste due partecipate, ma Mediocredito magari soprattutto, necessitano di un cambio di rotta, necessitano anche di un nuovo piano che loro stessi hanno presentato in questi mesi e che addirittura è stato bocciato dalla Giunta. Quindi, come a dire, sì, sappiamo che dobbiamo andare da un'altra parte, ma non capiamo qual è quest'altra parte e continuiamo anche a mettere soldi pubblici in queste partecipate. Quindi questo ovviamente era il motivo per cui noi ci siamo in qualche modo tirati indietro di fronte all'ordine del giorno, non l'abbiamo neanche votato. Ne avevamo presentato un altro che riguardava l'istituzione del reddito di cittadinanza. Ora al punto 5 di questo ordine del giorno leggo: bisogna attivare e finanziare nuovi strumenti finanziari che si propongono di dare risposta all'inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili, di aiuto alle famiglie in difficoltà e disagio economico. Ora, senza tornare sulla famosa polemica conferente e non conferente, io mi aspetto a questo punto che si dia risposta anche a questo punto 5 dell'ordine del giorno di cui stiamo discutendo e che si inizi a parlare una volta per tutte anche di reddito nella nostra regione. Noi in questi mesi non abbiamo presentato ancora una proposta di legge perché l'abbiamo fatta a livello nazionale. Attendiamo gli sviluppi di quanto succede a Roma, dove questa idea è venuta anche al Presidente del Consiglio Letta, per cui poi ritirata, poi c'è un palleggio anche lì di responsabilità. C'è chi dice che mancano i fondi, la Commissione Bilancio al Senato ha detto che i fondi ci sono e che si potrebbe fare. Staremo a vedere cosa succede. Evidentemente se non viene votata a livello nazionale torneremo noi a presentare questa idea a livello regionale, anche tenendo in considerazione appunto di questo quinto punto dell'ordine del giorno. Per quanto riguarda la crisi della nostra regione, la crisi industriale, bene, prendiamo con soddisfazione l'idea di un nuovo piano industriale. Io ieri a Pordenone ho sottolineato come più di rincorrere le crisi e più di stare sempre dietro alle aziende che vogliono lasciare il nostro territorio, dovremmo iniziare a pensare a come fare per far sì che le aziende vengano nel nostro territorio e inizino questo percorso qui da noi e quindi creare queste condizioni. Un paio di giorni fa facevo anche riferimento alla nostra specialità e a usare questa leva come possibilità anche per creare un tessuto anche economico importante per le aziende per rimanere qui da noi, perché mi chiedevo come mai due grandi aziende come Idelstandard e Electrolux abbiano deciso tutte e due di chiudere proprio gli stabilimenti della nostra regione e di mantenere attive le loro attività nel resto d'Italia in regioni a statuto ordinario e non a statuto speciale. Quindi magari anche su questo potremmo vedere o dovremmo vedere cosa è mancato in questi anni di autonomia e cosa potremmo fare in tal senso. C'è anche, sempre per quanto riguarda il lavoro, un piccolo appunto. Noi interverremo probabilmente già sulla legge Omnibus anche per quanto riguarda gli appalti e quindi i lavori diciamo così, che necessitano un appalto in qualche modo. Questo perché era anche un impegno che si era presa la Presidente anche in campagna elettorale, ma è comunque un qualcosa di importante, sia preferire le piccole opere immediatamente cantierabili alle grandi opere
sia prevedere che gli appalti vadano non più con la logica del massimo ribasso, ma con la logica dell'offerta economica più vantaggiosa. Questo ovviamente potrebbe essere anche un vantaggio per le nostre imprese. Finisco il mio intervento ricordando, diciamo così, o comunque ponendo l'attenzione sul problema della cassa integrazione in deroga. Io un mesetto e mezzo fa in seconda commissione c'era l'audizione dell'assessore Panariti e avevo chiesto delle delucidazioni in merito allo stanziamento di fondi per la cassa integrazione in deroga, in quanto c'erano altri assessori di altre regioni italiane che si stavano preoccupando del fatto che i fondi potrebbero non essere sufficienti. Mi è stato risposto che per quanto riguardava la regione Friuli Venezia Giulia non c'erano particolari problemi e che comunque l'assessore avrebbe incontrato il ministro a Roma per ottenere questi finanziamenti. Bene, dopo un mese e mezzo leggo dai giornali che l'assessore ha fatto un appello ai nostri parlamentari per far sì che nelle prossime finanziarie, nelle prossime manovre dello Stato vengano garantiti questi soldi, quindi immagino che da parte del Ministero non ci sia stata grande collaborazione in tal senso. Un mese e mezzo fa si era detto di non fare grossi proclami in tal senso perché dietro ovviamente c'è il rischio